ringraziarvi, signore Presidente, il Presidente dell'Esecutivo, ringraziarvi per la presentazione di un rapporto. J'avais oublié, cher Paul, l'espace d'un instant que nous étions fréquentés sur les bords de l'université, que tu étais universitaire toi aussi, mais en économie, faut-il le rappeler. Non, trêve de plaisanterie. Je voudrais, si vous le permettez, revenir au début de ce rapport. Vous avez, Monsieur le Président, fait une longue présentation écrite dans le rapport d'un point de vue historique. Et vous citez dans votre rapport deux personnages, illustres personnages de la Révolution française, dont un vient d'être à nouveau cité. Et vous citez notamment le rapport Barrère, rapport remis au comité de salut public, rapport du comité de salut public sur les idiomes le 27 janvier 1794. Alors, je ne boude pas mon plaisir dans cette assemblée de vous lire quelques extraits puisqu'ils nous concernent, nous autres Corses, directement. Barrère s'exprime ainsi. Il dit « Amis ardents de la liberté, un autre département mérite d'attirer vos regards, le département de Corse. » Et il ajoute « Quand un perfide Paoli et des administrateurs fédéralistes ne les égarent pas, les Corses sont des citoyens français. Mais depuis 4 ans de Révolution française, ils ignorent nos lois. Pascal Paoli se sert puissamment de la langue italienne pour pervertir l'esprit public, pour égarer le peuple, pour grossir son parti, etc., etc. Il dit « Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton, l'émigration et la haine de la République par l'allemand, l'alsacien, la contre-révolution par l'italien, le corse, et le fanatisme par le basque. » Il ajoute « Cassons ces instruments de dommage et d'erreur. Cassons ces instruments de dommage et d'erreur. Citoyens, au pluriel, la langue d'un peuple libre doit être une et la même pour tous. » 1794, janvier 1794. Quelques mois plus tard, un autre rapport qui a été cité, qui est cité dans le rapport, est celui de l'abbé Grégoire. Alors, il faut rappeler que ces deux personnages, Barrère et Grégoire, et les deux rapports qu'ils remettent, sont parmi les deux rapports les plus importants du corpus révolutionnaire français, qui viennent structurer 2 siècles de politique linguistique. Le rapport Grégoire a été intitulé Rapport sur la nécessité, et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser la langue française. Alors, me direz-vous pourquoi commencer un rapport prospectif sur la langue corse par quelque chose qui relève du passé d'il y a à peu près 230 années? Mais simplement parce que j'ai eu la chance, en tant qu'universitaire cette fois, de rencontrer, d'écouter, en tant qu'observateur attentif, tout un certain nombre de discours. Et je voudrais vous lire une phrase du 2 octobre 2017. « Parce qu'il en est ainsi, la France est un pays qui porte l'universalité dans ses gènes. » Parce qu'il en est ainsi, la France est un pays qui porte l'universalité dans ses gènes. Elle a été prononcée par le président Emmanuel Macron. Et le président Emmanuel Macron a prononcé ce type de phrase-là en mettant en avant l'universalité ou le caractère prétendument universel de la France et de la langue française à de très nombreuses reprises. Et je voulais très modestement commencer par ce rappel historique simplement pour vous dire que bien sûr, il y a des nuances à apporter, je ne voudrais pas caricaturer mon propos, mais ce qu'il y a eu il y a 230 ans devant la Convention nationale, le comité de salut public, ou ce que peut dire le président Emmanuel Macron 230 années plus tard, relève de la même logique, de la même idéologie, qui est ce que l'on a appelé plus tard l'idéologie du monolinguisme. Idéologie du monolinguisme d'État, et cette idéologie-là consiste en un fait qui est relativement simple à comprendre, c'est que les citoyens français ne devaient et doivent parler français, mais ne devaient et ne doivent parler que français sur le territoire de France. Et vous avez là une idéologie mortifère. Allora, chi ciò fa pa impiettarsi a quella ideologia di un monolinguismo. A contunosco è stata detta in un rapporto, è stata detta in una presentazione del Presidente del Consiglio esecutivo, la nostra andatura deve arrimbarsi in 2 pilastri maggiori.
complementari, senza gerarchia tra l'uno e l'altro. Il primo pilastro è quello di considerare i corsi come cittadini e di considerare che i corsi come li hanno il rito, hanno permesso di condurre quando li hanno 18 anni, come li hanno il rito di voto quando li hanno 18 anni, perché li sono cittadini, di considerare i corsi al di là della semplice rivendicazione per un corso, una lingua, un popolo, una terra, di considerare i corsi in sono diritti e il diritto alla lingua e di considerare che la lingua deve essere un diritto di cittadinanza, o il diritto di un cittadino, le droit du citoyen, la langue du citoyen. E sul diritto, intanto che cittadino, viene completato, sostenuto, puntillato da UR di istituzione. Da una parte abbiamo il diritto di un cittadino e dall'altra parte abbiamo istituzioni che sono semplicemente sottomesse a quello diritto. E il diritto di un cittadino, il diritto di un cittadino UR di istituzione in politica linguistica ha un nome, si chiama l'ufficialità. Non so mica esattamente da consento con ciò che è stato detto annuncio da M. Mondoloi, ma poco in prima a contenuto a ufficialità non va mica al di là, si può precisare di sicuro. Il diritto di un cittadino è unicamente il diritto di un cittadino a fare balè e UR di istituzione per accompagnare il diritto di un cittadino. E a tutti quelli che dicono, e spesso senza cattiva volontà, ma a tutti quelli che dicono ma noi siamo a pro di una società bislingua, ma senza ufficialità perché è di un affare politico. Voglio pigliare un esempio abbastanza semplice a capire. Pigliamo due persone in Corsica e diciamo vi tocca giungere partendo da Corsica allo stesso tempo a New York. A una persona gli date una barca e a quell'altra persona gli dite è il diritto di andarci in New York in avione. Ma vi tocca giungere allo stesso punto. Una società bislingua senza ufficialità è esattamente questo e noi ciò che noi vogliamo semplicemente, senza confusione alcuna, senza negare tutti i diritti francesi, non è mai negato un diritto francese, non trovate mica una persona qui, non sta a parte di uomini che bene non qui insieme per dire vogliamo fare la guerra francese o cacciare il diritto francese. Vogliamo dire semplicemente che noi vogliamo dare diritti in più ai cittadini di Corsica e a lingua corsa. Questo è il primo pilastro, quello di un statuto giuridico e vorrei che la giuretta stamani in altre condizioni, ma che noi in tutti i casi fa popolo insieme, ma l'insieme di famiglie nazionalisti in tutti i casi, ma sono stato contento di sentire di noi, gruppo di dritta a pro della ufficialità, abbiamo ricevuto qualche mese fa un mandato politico per fare valere sa posizione in quanto a ufficialità. Abbiamo valere oggi in semiciclo di normale, ma vorrei dire di noi che sa posizione qui abbiamo ricevuto un mandato dopo il corso per farla valere in Parigi. E che non potremmo mica citare dentro in un processo di discussione politica dicendoci ciò che fa il nostro cuore, la nostra identità, ciò che ci costituisce come popolo, di cui non ne parliamo mica. Noi andremo in Parigi quando le discussioni avranno ripreso, con questo punto di rivendicazione, quando dico che non dico mica che la da sorte non c'è mica sbagliare, non dico mica che era da sorte un statuto di ufficialità a fine della discussione, ma noi abbiamo ricevuto un mandato politico di fare questa posizione e avremo valere e apriremo la discussione in giro lo statuto giuridico della lingua corsa e di corsi che è il primo pilastro della politica che noi vogliamo fare. Il secondo pilastro è ciò che l'istituzione di Corsica e prima la collettività territoriale può non fare. In rimessa bene, e d'après me quando dico in rimessa bene, ciò riflette la nostra politica secondo tre temporalità sfarente. La prima temporalità è formulare un'ipotesi di obiettivo come un rapporto ci invita a farla in le settimane bene e in rimessa bene. Chi vogliamo per i prossimi mesi qui in termini di politica linguistica. Dopo c'è da voler interrogarci in termini di politiche linguistiche, so che noi vogliamo a fine di mandatura,
il Presidente ha detto ci ferma poco presso 5 o 6 anni. E infine, ciò che noi vogliamo allungare come progetto di società per il Citel e per la bene di suo paese. E questo è il primo punto importante di un lavoro, di un secondo pilastro che ci aspetta in termini di obiettivi, di veramente di fare differenza tra un corto, un mezzo e un lungo andare, semplicemente perché i mezzi che ha, secondo queste differenti temporalità, hanno cambiato. Il secondo punto, e vorrei insistere a nome di un gruppo, ne avete parlato in la vostra presentazione, ma ci vorrei insistere, non è la governanza. È stata fatta una mazza d'affari di poi un pochi anni, non ci vuole mica, all'ultima mandatura, Saverio, sono stati fatti affari, l'ultima mandatura di noi, non andiamo mica qui e noi diciamo ma va a rivoluzione, sappiamo tutto, meglio che l'altro, ci manca appena. Ma c'è un affare in due, collettivamente c'è stata una debolezza, le mettiamo così, a livello di aspartera di informazioni, di presa di decisione, di democratizzazione, di presa di decisione e ce che diamo meglio a governanza qui e è importante, non si può mica intanto che nazionalisti a città che l'affare di turismo fossero parlate, intrattenute, discutate con il Consiglio di amministrazione, con il rappresentante di differenti parti, con i professionali, la soci, i politici, eccetera, che l'affare dei trasporti che la vusi lì stessa e che l'affare di lingua, che forse odie che odie, per via di debolezza nella società, dell'affare di poi un'ipoghiana apparisce come forse l'affare più consensuale o uno degli affari più consensuali e che non ci fosse mica un cambiamento importante di governanza a livello di presa di decisione, ce che noi potremmo chiamare qui una forma di democratizzazione di un dibattito in giro a lingua. Questo è il secondo punto importante. E il terzo punto l'è detto e vorrei salutare a nome del gruppo di nuovo servizio di lingua corsa il direttore Bernard e l'insieme di impiegati dicendo, ma l'è detto proprio il Presidente che se lui ce ne darsi qui che ci ascoltano, saluta tutti, dicendo che la politica che noi vogliamo mettere in piazza, l'obiettivo che noi vogliamo toccare con lo stato attuale di un servizio di lingua corsa non la potremmo mica fare, dunque non ci vuole mica non più intrappolarci. Ci vuole mica non più intrappolarci e mettendo in ballo un'ambizione che ma parte tutti in tassione e un po' mica in conto il servizio di lingua corsa e la sua evoluzione possibile e compio. Dicendo che la nostra politica di lingua in modo generale, pur se l'affare può apparire oggi come appena teorico o filosofico, si deve arrivare o manco non da tre andature. Abbiamo presentato, rinforzato, difeso i due pilastri, l'ufficialità di una banda e una politica interna di un'altra banda, vorrei che ci tocca collettivamente a considerare in modo definitivo la lingua corsa come un bene collettivo, come un bene comune e come un servizio pubblico. La lingua corsa deve essere, oggi che oggi, nel 2021, a parte da oggi, più che l'estate sinawa, considerato come un servizio pubblico. Un servizio pubblico ci porta, come l'ha detto appena annuncio, quando si fa un pezzo di strada in tale paese, non si fa mica un pezzo di strada per una parte della popolazione, quando si fa un tarifo resiliente non si fa mica per una parte della popolazione, la lingua corsa deve essere considerata come un servizio pubblico. E di noi, e con più non tacque, avere in corre essere persuasi della nostra capacità politica a modificare il sistema. La muetta parecchie volte, quando un sistema non conviene mica a un popolo, non tocca mica al popolo di cambiare, tocca al sistema di cambiare. Dunque ci tocca integrare nella nostra riflessione per i mesi a bene la nostra possibilità di cambiare il sistema. Si è parlato di educazione, di sicuro si potrebbe parlare d'altra fare, ma giusto, non tale educazione. Vorrei salutare in modo sincero tutto il lavoro di tutti gli attori educativi
la soci, di tutti i professori, eccetera. Ma un momento dato, se il sistema non conviene mica, ci tocca a modificarlo e che di noi dentro in ballo sottopongo in la discussione domani con Parigi di che sistema educativo vogliamo per la corsica di domani. E infine, considerare la lingua corsa come pone un atto assoluto di libertà. Perché pone la lingua corsa come un atto di libertà? Perché noi, ciò che noi vogliamo, per i cittadini di Corsica di Umani, che li abbiano a scelta di usare bene, che li abbiano a scelta di esolingue, che li abbiano a scelta di esocultura e di esoevoluzione. E politiche, soprattutto delle politiche rivoluzionarie francesi sotto il terrore, le politiche che sono state messe in ballo in avanti permettono mica ai cittadini di Corsica di fare a scelta di esolingue. Dunque noi ciò che noi vogliamo di mettere tutto ciò che è possibile in ballo per i cittadini di Corsica perché non fossero mica privi di libertà di scegliere esolingua più tardi e ci batteremo per elli per farla e che li possano scegliere la lingua corsa quando li vogliono. A ringraziarvi.